Benvenuti in un'altra edizione del nostro canale di notizie, portando tutti gli aggiornamenti sul mondo del calcio e naturalmente sul nostro amato club. Prima di iniziare, premi il pulsante del like se sei un vero napoletano. Oggi abbiamo notizie che stanno sconvolgendo il mondo del calcio italiano. Maurizio Sarri ha colto di sorpresa tutti rinunciando alla leadership tecnica della Lazio dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese. Il suo passaggio attraverso la squadra ha avuto alti e bassi, con un impressionante aumento nella prima stagione, ma prestazioni deludenti quest'anno. Nella sua prima stagione con la Lazio, Sarri ha portato la squadra al quinto posto, seguito da un brillante secondo posto l'anno successivo. Tuttavia, quest'anno è stato segnato da risultati al di sotto delle aspettative, con la Lazio solo al nono posto nella classifica, lontana dalle posizioni di spicco per la Champions League. Quale sarà il futuro di Maurizio Sarri? Si dice che possa tornare alla corte di Aurelio De Laurentiis con i messaggi del Napoli inviati per la prossima estate. Tuttavia, questi messaggi non sono stati ancora ricevuti dall'allenatore toscano. Il possibile ritorno di Sarri al Napoli è nei piani, ma per ora Sarri ha deciso di godersi un po' di tranquillità dopo gli ultimi mesi travagliati alla Lazio. Le ragioni alla base delle sue dimissioni non sono state ancora completamente chiarite, ma la sua partenza avrà sicuramente ripercussioni sul mondo del calcio italiano. Con la stagione in corso e l'incerto futuro di Sarri, i fan del Napoli rimangono vicini, chiedendosi come si svolgerà questa storia e chi sarà il prossimo allenatore toscano. Qui finiamo un'altra edizione speciale del nostro canale di notizie del Napoli. Continuate a seguirci per rimanere in cima a tutte le notizie sul nostro club e sul mondo del calcio. Lasciate i vostri commenti qui sotto su cosa vi aspettate per il futuro di Sarri e del Napoli. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere dettagli. Forza Napoli!